andare avanti pensando che è fondamentale adesso fare il risultato, cominciare a muovere questa classifica, ma nello stesso tempo ci sono sempre meno partite, da qui alla fine dobbiamo cercare di sfruttarle al meglio, credendoci. Io penso che sia fondamentale in questo momento credere ancora di più a quello che stiamo facendo. È normale che dopo 3 sconfitte consecutive, forse alcune anche inaspettate, può nascere un po' di depressione, ma la dobbiamo ripulire subito. Ha lavorato benissimo questa settimana e sono convinto che andremo a fare una grande gara contro l'Atalanta. Abbiamo messo tantissimo in campo, anche con la Sampdoria, nonostante il secondo tempo non sia stato ottimale, la squadra ha dato tutto, sotto tutti i punti di vista. È ovvio che non basta quello. Bisogna capire che il particolare fa la differenza, bisogna capire che in Serie A alla prima occasione becchi gol e a noi ci riesce ultimamente troppo facile. Per quello dobbiamo essere bravi e concreti quando ci capitano poi le occasioni per poter fare gol. Bravi in fase difensiva a concedere poco all'avversario, ma questo devo dire che è accaduto spesso, come ho detto prima, tranne il secondo tempo con la Sampdoria che a livello tattico anche abbia sbagliato tantissimo. Per il resto la squadra ha dimostrato grande compattezza, grande voglia di fare la gara e di riprendersi anche dalle difficoltà. Purtroppo in questo momento e nel calcio, come nella vita, in tante cose contano anche i risultati e noi questi stanno venendo meno. Vincere 6 partite consecutive in Serie A non è facile, è dimostrazione che è una squadra ben collaudata, tanti anni, tanti giocatori che giocano insieme, un allenatore che ha consolidato il suo modo di giocare in 4-4-2, con l'Antuono Stefano è anche un allenatore che ha avuto e conosco benissimo, da grandi motivazioni nella squadra e lo ha dimostrato anche quest'anno, anche nelle difficoltà sono venuti fuori e hanno giocatori secondo il mio punto di vista da circoletto rosso, tra cui uno è Bonaventura che è un giovane, tu hai parlato solo di De Luca, ma Bonaventura è il giocatore secondo me che in questo momento sta facendo la differenza per l'Atalanta. Sicuramente il peso della gara e i punti più importanti in palio sono per noi più che per loro. Loro hanno fatto un grandissimo campionato, ho letto che anche oggi fanno allenamento a porta aperta e sicuramente ci sarà tantissima gente ed è giusto che ci vada perché loro hanno fatto un gran campionato, però noi ci auguriamo solo di poterli fare uno scherzetto, ecco. Cioè, al di là del pubblico penso che conti il campo, conti la prestazione, anche in tante altre occasioni non abbiamo avuto il pubblico delle grandi occasioni, non abbiamo magari ottenuto il risultato che avremmo voluto.